Ciao a tutti e buona domenica da Campanaro 67. Sono a San Vittore di Cingoli e mi trovo davanti alla parrocchia dei Santi Corona e Vittore. Siamo in provincia di Macerata per un soffio. Vi ricordate questa chiesa? Qui avevamo provato a fare l'esperienza del sistema tiracorda solo sulla prima campana. Il tempo è passato. La prima campana è stata già elettrificata da 2 o 3 anni e l'anno scorso, a fine anno 2020, sono state elettrificate anche le altre 2. La piccolina è rimasta a corda momentaneamente perché ci sarebbe da rifare il ceppo e tutto il sistema che regge la campana. E adesso aspettiamo la suonata delle 9:30. Prima, seconda e terza. Che belle, finalmente. Queste sono veramente belle. Ecco, le abbiamo sentite tutte e 3. Come avete sentito anche una frenata. Guarda, i soldi ce ne mettiamo altre 2.
Il sacrestano mi dice: quando ci sarà qualche spicciolo ce ne mettiamo un'altre due, magari diamo una mano. E adesso, appunto, come mi ha detto il simpatico sacrestano Lino, alle 10:45 ci sarà una seconda suonata pari a questa e cambio posizione, così le vediamo dall'altra parte. A più tardi. Ed eccoci in un'altra angolazione, siamo davanti alla terza e quindi vedremo la prima sulla sinistra e la seconda sulla destra, e eccoci alla seconda suonata per la messa delle ore 10. Eccola qua, e da qui si vedono lateralmente. Che bello, finalmente le ho riprese, anche perché ora in zona gialla si può girare. Sono tornato a fare un pochino quello che facevo diversi anni fa. E come saputo dal simpaticissimo sacrestano Lino, adesso, cambiata di nuovo la posizione, aspettiamo il suono dell'Angelus festivo, che altro non è che il 3-4-5-1 sulla campana maggiore e la distesa delle 3 campane. Qui ovviamente siamo sul lato della squillina e, come potete vedere, è stata dotata di elettromartello, ma per il momento suona appunto solo tramite l'elettromartello, e forse in seguito verrà elettrificata o addirittura verranno aggiunte altre 2 campane, ma chissà, vedremo. Per il momento mancano 2 minuti, aspettiamo il suono dell'Angelus festivo, sempre dalla parrocchia dei Santi Corona e Vittore, scusate se mi impappino sempre, dei Santi Corona e Vittore, qui a San Vittore di Cingoli,
in provincia di Macerata. Beh, sono veramente belle. Ah, che bello. Oggi ho fatto un video chicca, veramente molto 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 belle. Anzi, strabelle. Strabelle, strabelle. Il classico concerto alla marchigiana, praticamente prima, terza, quinta, ottava. L'ottava ovviamente per il momento non è elettrificata, però la prima è un bel sol bemolle, un fa diesis, quindi intorno ai 7 quintali e quindi non c'è niente da dire. Anche in questa graziosa frazione del comune di Cingoli c'è una bella chicca per il nostro patrimonio campanario. Per il momento è veramente tutto.
buona domenica da Campanaro67, seguitemi sempre sul mio canale, ve lo prometto, metterò qualche video in più, va bene. Del resto ragazzi, il periodo del lockdown è stato tremendo e non potevamo più andare a riprendere nulla, a fare nulla, toccava sempre stare nel comune e via dicendo. Piano piano speriamo di uscirne fuori da questa pandemia e niente, per il momento li carico soltanto la domenica, però se magari avessi un pochino più di tempo ne metterò un po' di più. Dai, va bene, ce la metto tutta. Ciao a tutti gli iscritti e amanti del suono delle campane, e mettete un like, mettete quello che volete, sono anche su Instagram, un pochino, ma per il momento non ho messo niente su Facebook, però su Instagram sì, ci sono. Ciao a tutti da Campanaro67, ciao ciao e ai prossimi video.